135esima escursione, prima volta qui nella Valle dell'Amone, perciò territorio vergine pure per noi. E niente, saliamo sul percorso 547 Anellino, arriviamo al rifugio Prati Piatti e poi scendiamo, ritorniamo giù in paese. E tira un po' di venticello, io mi sono vestito forse un po' troppo pesante, vediamo, mi spoglierò. Da dove siamo partiti? Crespino dell'Amone, e dove anche torneremo, e si continua a salire. Sul percorso 547 c'è anche, in realtà ne segna un paio, ci sono questi, come li definiamo? Memorial, sì. Alberi stranissimi, sembrano quasi bruciati, non so. Infatti a me sembra bruciati comunque. Non so cosa dire. Questo è bruciato. Altro punto di riferimento, sulla cartina è segnata questa croce e fra un po' dovremo incrociare un bivio. Di confusion fra la cartina e quello che abbiamo trovato sul terreno. C'è questo bivio, che a me è un bivio così a T proprio non me lo segna sulla cartina. Questo qua giù dovrebbe andare giù in paese a sto punto, che comunque va verso valle. E questo qui dovrebbe essere il 547 che continua per l'anello che abbiamo progettato. Qui c'è il bivio, questo si taglia, che va al bivacco Prati Piani, e invece là si sale, si continua sul nostro anello per arrivare poi al bivacco Prati Piani. Siamo arrivati alla Faggeta, il percorso tira dritto qua, invece se andiamo su là andiamo verso il Monte La Faggeta, ma visto l'orario saltiamo il Monte La Faggeta e tiriamo dritto per il rifugio. Arrivati al bivio noi proseguiamo sul sentiero 505 per il bivacco. Arrivati Crespino, qui passano anche i cavalli, vedi? Noi 505. Noi prima eravamo dall'altra parte, in quella cresta là, veramente un gran bel panorama. Che roba! Sempre sulla cresta, veramente bello qua. Wow! Sinistra, panorama, vallate, e destra, uguale. La Sonia ci ha dato il distacco, che probabilmente ha fretta di raggiungere il bivacco per smangiucchiare. E qui
il bellissimo panorama. Veramente bello sto pezzo. Noi prima eravamo sull'altra cresta. Arrivato, finalmente si pranza. Bivacco Prati Piani. Camino. Lavandino. Poi c'è la seconda stanza con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letti. E le ciabatte? Ciabatte, se non te le porti. La stufetta. La credenza per... con la vodka, quella ci vuole. Con la Nutella. Veramente bello, veramente complimenti a chiunque. Su suggerimento della Sonia abbandoniamo per una volta il riso del Decathlon e proviamo questo. Riso agli asparagi. Mm. Fuma? Sì, io asparagi non li vedo. Vediamo ora fatti, vediamo. In fase di come si dice? Io ho ancora mezzo panino, ma in fase di cottura. Di cottura, ecco. Bivacchi Prati Piani, mangiare abbiamo mangiato, abbiamo lasciato come abbiamo trovato e si prosegue. 5, 4, 7. Arrivati al bivio, qui abbiamo due possibilità: o tagliamo sulla strada sterrata, esattamente percorso 531, oppure andiamo in salita, percorso 531A. Aspetto le due compagne di merenda e faremo un referendum e vediamo sul da farsi. E il referendum, niente, ha votato per il 531 e ha abrogato il 531A, perciò scendiamo per la strada sterrata. E finalmente siamo arrivati al paesello Crespino del Lamone o Lamone, non saprei come si pronuncia. Praticamente il giro quasi concluso. Bentornati alla civiltà. (135esima escursione finita, prima volta qui nella valle del Lamone. Siamo arrivati dove siamo partiti, ovvero esattamente al Crespino del Lamone, e anche oggi più di 11 km, buona parte del percorso siamo sulla cresta, veramente bello, con panorama a destra e a sinistra, veramente molto scenico. Pranzato al bivacco Prati Piani. Brava, merita, complimenti a chi lo gestisce.